nel post-pandemia la montagna è sempre vista come un ambiente con l'aria pulita, con le situazioni con meno ressa, meno persone una sopra l'altra, come magari possono essere delle immagini che vediamo delle spiagge, dei nostri litorali. E da lì si è creato un po' questa volontà, questa voglia di seconda casa in montagna. Aiuta anche un po' il cambiamento climatico, ormai anche da noi stanno cambiando un po' le situazioni, abbiamo delle stagioni estive che sono diventate più lunghe di quelle che avevamo prima, abbiamo delle stagioni invernali che sono magari più difficili da gestire, ma con l'impegno degli impiantisti, delle stazioni sciistiche, anche là riusciamo ad avere delle stagioni legate alla neve, agli sport sulla neve più lunghi. Eh, Questo permette a un acquirente di un immobile in montagna di poterlo anche utilizzare a fini di reddito per un periodo più lungo. Quindi uno può utilizzare la propria abitazione per le vacanze di Natale, ma poi affittarla per tutto il mese di febbraio-marzo a chi vuole sciare, a chi vuole fare delle settimane bianche. La stessa cosa nel periodo estivo, c'è chi può utilizzare la propria abitazione per una settimana, ma poi locarla a chi ha piacere di utilizzare. Adesso i bike facilitano molte escursioni in bicicletta nelle nostre montagne, i percorsi diventano sempre più numerosi, sempre più affascinanti e quindi questo mi permette di unire il dilettevole, che è quello di avere un'abitazione in montagna dove ricaricarmi, all'utile, quello di poterla poi mettere su un mercato immobiliare e avere dei risultati economici.